6 famiglie su 10 sono state costrette a ridurre i consumi e in generale la spesa media mensile è aumentata del 2,2%, vale a dire di circa 60 euro al mese, per un totale di circa 700 euro all'anno. Sono questi i dati emersi relativi al 2022, ultimo anno disponibile, e presentati nella sede della Confcommercio Pordenone nel corso di un incontro promosso dall'ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia. Sul tavolo sono state presentate le indagini sul mondo del lavoro di Format Research e Ires FVG. Ad aumentare è stato soprattutto l'ambito dell'abbigliamento e calzature e dei servizi di ristorazione e alloggio. La quota di spesa destinata ai consumi alimentari è invece diminuita dopo l'apice registrato durante la pandemia. Al primo posto tra le spese si conferma il capitolo relativo alla casa, che comprende anche acqua, elettricità e riscaldamento. Nel 2023 il Friuli Venezia Giulia si è piazzato al primo posto tra le regioni per diffusione della grande distribuzione organizzata rispetto alla popolazione, con 945 metri quadri di superficie di vendita ogni 1000 abitanti. La ex provincia di Gorizia prima in Italia, seguita da Udine, Pordenone settima, Trieste 12ª. Per quanto concerne i consumi, l'impatto di fattori esterni come ad esempio l'inflazione è stato il più significativo per quasi un lavoratore su 4 e abbastanza significativo per il 63,6% della popolazione. Spostandoci ora ad analizzare l'occupazione del settore terziario del Friuli Venezia Giulia alla fine del 2023, va notato come questa sia in leggero miglioramento rispetto ai primi mesi dello stesso anno. L'occupazione nel terziario è cresciuta costantemente nel triennio 21-23, superando anche i valori pre-pandemici. Nel 2023 gli occupati nei servizi erano 350.000, pari al 67,3% del totale. Questa dinamica è stata favorita dall'andamento positivo del turismo ed è stata accompagnata da un importante incremento del lavoro stagionale. E per il prossimo semestre l'86% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia prevede un quadro occupazionale stazionario, mentre l'11% delle imprese pensa di aumentare il numero di addetti entro i primi 6 mesi del 2024. Nel periodo aprile-giugno 24 sono previste infatti più di 31.000 assunzioni in regione.